Salve a tutti dal vostro Tullio Trabattello e ben ritrovati su Telenutria, l'unico telegiornale che ti racconta le notizie con occhio sincero ed obiettivo. Subito dopo il TG andrà in onda la nostra rubrica sulla salute intitolata La febbre del sabato sera, il mal di gola della domenica pomeriggio e le emorroidi del lunedì mattina. Ma adesso diamo... scusate. Sì? Sì, sì, va bene. Sì, sì, sì. Va- Sì, ok, va bene, va bene. Ecco, scusate, era il direttore che mi ha detto che dopo mi darà un pugno per il titolo che abbiamo dato sulla rubrica della salute. Vabbè, non importa. Va bene, ma adesso bando le ciance e diamo subito la linea al telegiornale per le notizie flash di oggi. Restate con noi! Cittadella. Questa ragazza stava provando per la prima volta il motorino del fidanzato, ma ha fatto un po' di confusione fra freno e acceleratore ed era meglio se rimaneva a casa a cucinare la peperonata. Questa giovane sposa di Torreglia stava scendendo le scale di casa orgogliosa di sfoggiare il vestito del matrimonio, ma è scivolata come un wuster sulla gradela. La cerimonia si è poi svolta al pronto soccorso. Montecurto. Faceva delle acrobazie con la bici, ma ha sbagliato i calcoli. Nelle cadute si è spaccato una gamba e il padrone del drone gli ha spaccato anche l'altra. Esperimento insulso per questo giovanotto di Tribano, che si è letteralmente rotto il culo. L'osso sacro è stato ritrovato solo in serata. Questa signora di Malo stava festeggiando il compleanno, ma qualcosa è andato storto. I vigili del fuoco, dopo aver spento l'incendio, si sono fermati a mangiare la totta. Maserada. Voleva fare un salto acrobatico, ma si è sterilizzato da solo come un gatto. Da oggi dovrà fare la pipì da seduto e indossare perisomi. Bassano del Grappa. Questo distinto e pacato signore era incassato come una bestia perché la moglie a pranzo gli aveva preparato la pasta scotta che neanche il cane l'avrebbe mangiata e ha così deciso di sfogarsi distruggendo con la ruspa tutte le auto parcheggiate sotto al condominio. Anche dopo aver danneggiato parecchie autovetture, la furia dell'uomo non si placava e allora è intervenuto il signor Mario Pugilato dal terzo piano, che è corso verso la ruspa e con la dovuta calma e parlando amichevolmente ha subito ristabilito la quiete. Sono poi intervenuti altri condomini per un tranquillo scambio di opinioni e alla fine, dopo aver trovato la giusta armonia, sono tutti andati al bar a festeggiare il buon rapporto di vicinato. Codogné. Queste due amiche stavano facendo una gara per vedere chi delle due sarebbe riuscita a mangiare più peperoncini piccanti. Dopo pochi assaggi, una delle due corse in bagno a bere l'acqua del water, mentre l'altra, che voleva vincere a tutti i costi, ha preso un sacchetto e ha vomitato anche il pranzo di Natale 1995. Questo ragazzo si stava allenando al parco di Marango, ma l'esercizio che voleva eseguire non è venuto alla perfezione. Cadendo di petto non è più riuscito a parlare per mezza giornata e ha così dovuto aspettare il giorno successivo per tirare i dovuti porcassi.